Nei giorni della tribolazione ci sarà il sollevamento degli eletti. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di quanto è stato scritto da San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi e poi è stato confermato da Gesù anche nelle rivelazioni a Suor Beghe. Di che cosa si parla? Si parla, che del fatto, ecco, che negli ultimi tempi che saranno caratterizzati da una serie di tribolazioni, anche da disastri, e eventi avversi della natura come terremoti, maremoti, eccetera, eccetera, ci sarà la raccolta da parte degli angeli di tutti i cristiani giusti e accorti sparsi nel mondo, i quali verranno trasportati da vivi e con il corpo fisico in una sezione dell'atmosfera. In tal modo, gli eletti, prescelti dagli angeli, su ordine chiaramente di Dio, verranno preservati dalla tribolazione che in quei giorni sarà in atto sulla terra. Alla fine della tribolazione, e quindi dopo la purificazione dell'umanità e del creato, verso tutti coloro che hanno infranto la legge di Dio e l'ordine ambientale, gli eletti sollevati saranno riportati dagli angeli, sulla nuova terra, e che sarà caratterizzata anche da un cielo nuovo, e popoleranno la Gerusalemme celeste, la Gerusalemme, di cui si parla nell'Apocalisse, no, di San Giovanni, che San Giovanni vede scendere appunto dal cielo, ehm, e la cosiddetta, no, città di Dio. L'inizio del sollevamento, sarà dato dall'apparizione che sarà visibile in ogni parte del mondo della croce gloriosa, che segnerà la vittoria definitiva di Dio sul male degli uomini, che, hanno seguito la bestia demoniaca, l'anticristo. La croce, sarà un invito per coloro che hanno impresso nel cuore il segno di Dio ad incontrare Cristo sposo in cielo in qualità di chiesa sposa al tempo della prima grande venuta gloriosa. Il rapimento celeste degli eletti è uno sviluppo carismatico della dottrina contenuta ed illustrata da San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, in cui si parla del sollevamento dei superstiti vivi sulle nubi nell'atmosfera al tempo della parusia intermedia. Scrive infatti San Paolo: noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. Questo vi diciamo sulla parola del Signore, noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore. Non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine: alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo. Prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole per andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Il segreto per appartenere alla schiera degli eletti sollevati in cielo è stato svelato dal Signore alla mistica Suor Beghe, per cui con una vita cristiana esemplare e 2 ore di preghiera coscienziosa si può sperare di incontrare lo sposo celeste da viventi. Innumerevoli episodi della storia del cristianesimo indicano l'azione angelica nel trasporto di persone e cose da un luogo all'altro. Si pensi al trasporto della Santa Casa di Loreto da Nazareth a Loreto. Nella mistica il fenomeno della levitazione è un fenomeno molto noto e quasi naturale. Si pensi a San Giuseppe da Cupertino, il santo dei voli,
insieme all'assunzione, corporale di Elia e anche di Maria, oltre che si pensi anche all'ascensione di Cristo risorto, che appunto ci dà, una conferma di una condizione, cioè quella di essere sollevati, verso il cielo che, da parte del profeta Elia, di Gesù e di Maria, che non fanno altro che precedere quello che avverrà, chiaramente agli eletti. Ecco, però, adesso andiamo a vedere nel dettaglio, quello che, ha rivelato, nostro Signore Gesù Cristo a Suor Beghe. Suor Beghe è, una suora belga, che, nel corso degli anni, ormai da molto tempo, non fa altro che ricevere messaggi, da Gesù, e Maria. In particolare, ecco, e anche dalle anime del purgatorio. Gesù ha detto a Suor Beghe: "E ora sto per svelare un segreto ai miei fedeli. Voi non morirete se prenderete la decisione e la metterete in pratica di pregare coscienziosamente 2 ore al giorno, e la vostra preghiera si innalzerà verso la Santissima Trinità ed ella l'ascolterà. Ella vi prenderà sul suo seno nel momento in cui la terra sarà diventata inabitabile, e non vi restituirà la terra che quando sarà stata purificata e resa di nuovo abitabile. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si faranno anche conoscere, ma ella conserverà sempre il suo mistero, perché la natura umana non potrà comprenderla senza morirne. Ecco il segreto che voglio far conoscere alle mie anime fedeli. Io non ho mai annunciato in maniera così chiara ed esplicita questo fenomeno, sebbene alcuni miei fedeli l'abbiano compreso meditando, leggendo i reconditi di queste meditazioni. Ora ve lo dico ufficialmente, perché i miei fedeli devono prepararsi con una preghiera fervente a vivere degli avvenimenti che sarebbero loro mortali se non ricevessero la protezione divina per sopravvivere. La mia potenza può proteggere o annientare, ella proteggerà ed ella annienterà, ma siete voi, bambini miei, che farete la scelta. Siete voi che potete scegliere da adesso di far parte del popolo della Chiesa di Dio oppure di non farne parte. Siete voi, miei cari fedeli, che determinerete la scelta del vostro Dio, ed è perché la scelta sarà stata vostra che mi piacerà tanto. E dirò ancora che coloro che morranno quando avranno risposto al mio richiamo alla preghiera saranno immediatamente trasportati in cielo dagli angeli, e là essi godranno una gioia talmente ineffabile che non proveranno nessun dispiacere per la loro sorte.